Amici di Sicilia Magazine, ben ritrovati. Oggi vi porto in un luogo magico dove la bellezza non si costruisce ma si riscopre. Andare dal parrucchiere non è una semplice questione di forbici e colore. Già dall'ingresso capiamo di non essere in un salone comune, infatti questo tunnel luminoso sembra quasi un passaggio segreto. Una transizione per lasciarsi alle spalle lo stress dell'intera giornata ed entrare immediatamente in un tempio del benessere. Ciao Jair, Ciao Giuseppe. bentornata. Ho aperto il mio primo salone nel 2011, nasce dalla passione proprio per il capello, per rendere più belle proprio le donne e il mio obiettivo è quello di sposare un progetto proprio su misura, no? Le simmetrie del viso, il posizionamento dei colori, quindi fare e creare proprio dei look su misura per te. Cos'è che ti differenzia rispetto a tutti quanti gli altri saloni? Tu sei proprio un hairstyler, ma qual è la differenza? Allora, ho avuto la fortuna di fare il formatore per tanto tempo. Quindi la tua vita è una formazione continua, nonostante tu comunque al giorno d'oggi formi i nuovi operatori del mestiere, però anche tu stesso cresci continuamente. Assolutamente, io mi formo 2 volte l'anno, ci riuniamo tutti i formatori d'Italia nelle nostre accademie e diciamo che il confronto con i colleghi giornalmente, perché abbiamo vari gruppi dove ci sentiamo tutti i giorni, mi aiuta a crescere sempre di più, no? Quindi ad informarmi, a confrontarmi con professionisti del settore a livello nazionale, internazionale, quindi sicuramente la crescita è sempre, ogni giorno, mattoncino dopo mattoncino si costruisce proprio la carriera. Consiglio che ti senti di dare a noi ricce. Io oggi mi sono affidata a te, lavoro bellissimo, esemplare, ma cosa ti senti di dire a queste ragazze che hanno paura appunto di far toccare il proprio capello da qualcuno che magari potrebbe non esserne capace, potrebbe non essere un vero professionista? Diciamo che fare il parrucchiere non è un'arte che si può inventare, devi studiare tanto e devi cercare di costruire il look su misura utilizzando i giusti prodotti, le giuste attrezzature, quindi come hai visto tu la spazzola da asciutto, abbiamo visto le simmetrie del viso, quindi il posizionamento dei volumi, dove fare la riga, quindi affidarsi a dei professionisti che conoscono la materia, stabilire qual è il ricciolo, se è sottile, medio, grosso, se è più afro come il tuo o molto lento, quindi diciamo che il segreto è affidarsi a dei professionisti che conoscono realmente la materia.